Buongiorno, ben ritrovati Focus TG e in apertura parliamo di una vicenda che abbiamo raccontato tante volte, parliamo di sicurezza, insicurezza e giustizia, la vicenda di Walter Onichini, il macellaio padovano condannato, lo ricorderete, per aver sparato al ladro che gli era entrato in casa. Perché ne parliamo? Una notizia che rimbalza in queste ore, arrivano pessime notizie da Roma, sentite. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rigettato la richiesta di grazia per Walter Onichini, commerciante di carni di Legnaro che il 22 luglio di 10 anni fa sparò e ferì il ladro albanese che era appena entrato in casa sua con dei complici per rubare. Per questo Onichini è stato condannato in via definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La richiesta di grazia era stata fatta dalla compagna Sara attraverso l'avvocato Ernesto De Toni, che ha difeso Onichini nel lungo processo. La vicenda aveva riscosso il sostegno anche da parte della politica, con la Lega. La domanda di grazia risale al novembre del 2021, quando era stata depositata al magistrato di sorveglianza. Dopo 9 mesi era stata inviata al Ministero della Giustizia. Ora la notizia che è stata rigettata. Nel frattempo, dal gennaio di quest'anno, Walter Onichini è uscito dal carcere ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, un'opportunità per lui per aiutare in qualche modo la sua famiglia, che oggi, dopo la vicenda, si è trasferita da Legnaro a Camponogara. Il ladro albanese, invece condannato a 3 anni e 8 mesi per il furto in casa di Onichini, non ha mai scontato un giorno di carcere perché irreperibile. E adesso, sempre nel Padovano, parliamo dei migranti. Confermata la presenza già all'interno dell'aeroporto Allegri di una ventina di profughi. E allora, subito in diretta con Valentina Visentin per tutte le ultime novità. Buongiorno, ti vedo. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, siamo proprio davanti all'aeroporto Allegri e sarebbero già 40 le prime brandine posizionate all'interno dell'aeroporto Allegri, molto probabilmente in quelle palazzine che vedete alle mie spalle, nell'ex area militare dell'aeroporto. 40 brandine perché all'interno ci sono già 23 migranti arrivati nel silenzio più totale, nell'anonimato più totale nei giorni scorsi, ma lunedì abbiamo la notizia che ne arriveranno almeno altri 20 e per la prossima settimana sono già stati confermati ulteriori nuovi arrivi qui per la provincia di Padova, che insieme a tutto il Veneto si prepara ad accogliere i migranti che sono sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa e che presto verranno distribuiti, ed è stata confermata appunto che una quota è destinata anche al Veneto e alla provincia di Padova. Sostanzialmente qui sono già in corso le visite mediche da parte della Croce Rossa, perché a Lampedusa i centri sono ormai al collasso, si fa fatica a garantire uno screening medico di tutti i migranti e quindi qui appena arrivano la Croce Rossa ha iniziato già a fare le prime visite mediche, perché a Lampedusa si sono registrati alcuni casi di scabbia e pidocchi. Dicevamo l'aeroporto Allegri a tutti gli effetti diventerà un mini hub, secondo la prefettura dovrebbe trattarsi di un'accoglienza temporanea in questo centro qui all'Allegri, per poi i migranti essere ridistribuiti e assorbiti piano piano dai CAS, centri di accoglienza straordinaria in tutta la provincia. Ma intanto questo tema dei migranti sta animando il dibattito in città e ne sono testimonianza le 2 manifestazioni che ci sono state ieri sera, una di Forza Nuova e una dei centri sociali. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Contro l'hub di profughi all'Allegri, da un lato l'estrema destra con Forza Nuova che dice no ad ogni tipo d'accoglienza, dall'altro lato i centri sociali per ribadire invece la scelta di un'accoglienza diffusa e che ogni migrante è il benvenuto. In mezzo via Sorio, l'aeroporto blindato dalle forze dell'ordine per evitare che le 2 fazioni opposte si incontrassero. Una serata che poteva essere ad alta tensione, quella vissuta ieri sera a Padova, ma che alla fine si è svolta in modo regolare, consentendo ad entrambi i gruppi di svolgere i propri sit-in. La questura ha imposto ai militanti di Forza Nuova, in tutto una trentina, di rimanere nel parcheggio di un supermercato a circa 200 metri dall'ingresso dell'aeroporto Allegri. Il vice segretario nazionale del gruppo di estrema destra ha attaccato Giorgia Meloni. Sta prendendo l'orgoglio l'Italia insieme a un governo che l'orgoglio doveva mantenere. Invece non ha mantenuto l'orgoglio e soprattutto non ha mantenuto le promesse. Ha preso in giro, per non usare parole più pesanti, gli italiani, propagandando blocchi navali, propagandando tutto lo scibile umano per arrivare a cosa? A un raddoppio degli sbarchi dell'immigrazione. C'è anche la rotta balcanica e alla fine ci mettono anche i CPR.
ce li rimettono, quindi ci prendono in giro, parlo del governo, i migranti non vanno fatti sbarcare, ma non si può chiacchierare. Ho sentito parlare di Australia, in Australia non possono entrare illegalmente, bisogna prendere le navi dell'esercito e impedire alle navi, agli scafisti di arrivare. Questo va fatto, il blocco navale va fatto. I centri sociali, in oltre 200, invece sono rimasti a circa 1,5 chilometri di distanza dall'altro capo di via Sorio, sorvegliati anche loro dalle forze dell'ordine. A noi non interessa di che tema stiano parlando, a noi non interessa cosa vogliono dire. Le figure di Forza Nuova sono e saranno sempre sgradite, non benvenute e saranno sempre cacciate da questa città, che è una città solidale, antirazzista, antifascista. Noi manifestiamo un'opposizione ai grossi hub, perché quindi ai grossi centri di accoglienza, delle grosse dimensioni, perché siamo favorevoli a un altro tipo di accoglienza, all'accoglienza virtuosa fatta nel rispetto dei diritti delle persone. Alle 21 entrambe le manifestazioni si sono concluse, mentre l'ingresso dell'aeroporto, dove alcuni migranti sono già arrivati, è rimasto presidiato dalle forze dell'ordine. E dicevamo dunque dalla prefettura sembra trapelare la volontà di un mini hub al massimo 70 persone la capienza, ma per una presenza temporanea dei migranti, e questo anche la garanzia che ha chiesto il sindaco Giordani, che già quest'estate ad agosto aveva messo a disposizione, sempre con la stessa finalità, ovvero di un'accoglienza temporanea, le 3 palestre due di Padova e uno della provincia, quella di Feriole, che invece doveva essere sgomberata dai migranti proprio questa mattina, e invece è stata confermata una proroga. Sostanzialmente la trentina di migranti che si trovano all'interno della palestra comunale di Feriole a Selvazzano resteranno ancora in quei locali almeno fino al 22 di settembre. Queste tutte le ultime novità per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti in provincia di Padova, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Vesentini. Restiamo nel tema migranti, perché intanto 2 sere fa sono arrivati ad Arzignano 12 profughi e il vice sindaco Marcegaglia sbotta: non condividiamo il metodo, così si distribuisce il problema, i sindaci hanno le mani legate. Sentite. Non si fermano gli arrivi a Lampedusa e all'ondata di sbarchi fa seguito l'emergenza relativa alla loro accoglienza, che tocca anche il Vicentino. Sono 12 profughi collocati ieri in tarda serata ad Arzignano e sistemati in un appartamento confiscato alle mafie gestito dal governo. Ieri sera sul tardi abbiamo appreso, inizialmente per via non ufficiale addirittura, che in Arzignano stavano arrivando sostanzialmente 12 profughi inviati direttamente dallo Stato. Abbiamo dovuto attivare in fretta tutte le verifiche per provare a capire, e alla fine l'informazione che avevamo è stata confermata, perché intorno alle 10 di sera sono arrivati 12 profughi, sembra provenienti dal Sudan, e sono ospitati in un immobile di proprietà del governo italiano, in quanto bene sequestrato dalle attività criminose. Hanno tra i 19 e i 24 anni, tutti e 12 dichiarano di essere sudanesi. Una situazione esplosiva, quella degli sbarchi, che si riversa inevitabilmente su tutto il territorio nazionale e ricade sui sindaci, che puntano il dito sulle modalità adottate. Ad Arzignano lo sfogo dell'assessore alla sicurezza: ci sentiamo con le mani legate. Non ne sapevamo niente. Questa cosa non la condividiamo, non condividiamo questo metodo del governo di distribuire profughi nei vari comuni, perché questa emergenza nazionale deve ed è un'emergenza internazionale e deve essere risolta in maniera più strutturale e non distribuendo il problema nei vari comuni italiani. Purtroppo su questo tema abbiamo le mani legate, lo dico sinceramente ai cittadini e anche a nome del sindaco. Cercheremo di monitorare la situazione, però purtroppo deve cambiare qualcosa a livello nazionale. Dalla questione migranti alla piaga degli incidenti mortali in Veneto, 2 tragedie nella notte, quasi alla stessa ora, a Villanova di Campo San Piero e a Follina. Andiamo a Follina
da Lucio Zanato, a perdere la vita, se non sbaglio, un 28enne. È così, Lucio? Buongiorno. Buongiorno, purtroppo ieri vi raccontavo della morte di Nicoletta Battistacco, 70 anni, a Fossata di Portogruaro, morta su una curva, e anche qui, anche oggi sono a raccontarvi un'altra morte a causa di una curva, a causa in questo caso però probabilmente anche di una velocità molto elevata. Mi trovo a Pedeguarda, praticamente una località lungo la strada che da Pieve di Soligo porta a Follina, e quello che vedete alle mie spalle è il punto dove alla fine di questo ponticello Ayoub Hatimi, marocchino da sempre però residente qui a Miane con la mamma e le sorelle nella borgata di Vergoman, ha perso la vita. Proprio a pochi metri alle mie spalle proprio questo giovane ha perso la vita, era al volante della sua Audi Station Wagon e probabilmente, vedete lì in fondo c'è la curva, lui stava scendendo da Follina direzione Pieve di Soligo e dall'altra parte invece stava risalendo un suo, tra l'altro compaesano, perché il 53enne alla guida della Ford Mondeo era proprio di Miane, chiedo scusa, e intorno all'1:30 sostanzialmente c'è stato l'impatto lì dove vedete in fondo quella macchia nera. Cosa è successo? Quasi sicuramente l'Audi che probabilmente avrà preso velocità alla curva è uscita di strada, è uscita dalla sua corsia e ha impattato la Ford. Pensate che appunto l'Audi è arrivata qui senza il motore davanti, mentre la Ford dall'impatto si è girata con il muso, quindi tornando verso Pieve di Soligo, e si è fermata su quella siepe. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane, che è morto praticamente sul colpo, proprio qui a pochi metri alle mie spalle. Una strada non nuova incidenti e soprattutto una curva non nuova incidenti, perché qui c'è un tema di velocità. Nicola. Mi sta dicendo che è una strada pericolosa, considerata pericolosa, è così? Allora, noi abbiamo parlato con i residenti, qui c'è un'azienda, il titolare dell'azienda ci ha detto che ogni volta uscire dalla sua azienda, se vedete dove c'è scritto Serica, lì dove abbiamo posato la nostra auto, lì è praticamente l'uscita dell'azienda, e ogni volta dice è un terno all'otto. Perché? Perché sia da questa parte, quindi da Pieve di Soligo, c'è un lungo rettilineo, sia dalla parte per chi scende sostanzialmente da Follina c'è un altro rettilineo, e quindi qui arrivano sostanzialmente al massimo della velocità. I residenti più volte hanno chiesto sia al comune di Pieve di Soligo sia al comune di Follina di poter mettere o dei realizzatori o un autovelox, insomma una deterrenza, e i sindaci gli hanno detto sostanzialmente che qui non possono fare nulla perché la strada è provinciale, quindi sarà sicuramente un tema da sottoporre al presidente della provincia. Teniamo presente che qui non è, ci dicevano, l'unico incidente accaduto proprio in questa curva dove si prende velocità, li vedete, le auto sfrecciano, adesso si pensano che noi siamo diciamo un autovelox e quindi tendono a rallentare, però vi garantisco qui, mentre noi facevamo le riprese, molti veramente sfrecciano in maniera importante e soprattutto pericolosa. Dicevo, ci sono stati degli incidenti fino a questa notte non mortali, oggi possiamo dire purtroppo c'è scappato il morto, e quindi una riflessione su questo tratto di viabilità della Marca Trevigiana va fatto. E se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Dicevamo, l'altra tragedia, quasi alla stessa ora a Villanova di Campo San Piero, qui a perdere la vita un 45enne. È uscito di strada con la sua auto, finendo in un fossato contro un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare per un 45enne di Vigonza che ieri notte in via Straelle a Villanova di Campo San Piero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all'1. La vittima è Giancarlo Maniero, professione barista, abitava a Vigonza con la compagna. Ieri notte con ogni probabilità stava tornando a casa dopo la chiusura del suo bar. La sua auto però è finita fuori strada. A dare l'allarme dei passanti che hanno notato il mezzo nel fosso e hanno allertato i soccorsi. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente. I medici del SUEM 118 però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per deviare il traffico.
E sempre nel Padovano, intanto, ieri c'è stato il sit-in dei tantissimi multati dall'autovelox cosiddetto killer di Cadoneghe, un sit-in davanti al comune. Al sindaco voglio dire che annulli immediatamente tutte le multe perché gli apparecchi sono illegali. Perché sono illegali? Io ho fatto l'esposto ai carabinieri perché quello in direzione Padova è totalmente fuori norma, non rispetta le distanze dal ciglio della strada, è disposto su una linea di pali dell'illuminazione nascosto, non è preventivamente segnalato. Delusi per non aver ottenuto risposte dal sindaco durante il consiglio straordinario di mercoledì sera, il popolo dei multati dal Velox di Cadoneghe torna a manifestare sotto le finestre del municipio. Noi siamo qui pacifici, senza sigle, senza nomi, senza partiti, senza niente, solo per chiedere un annullamento totale e soprattutto gratuito. Ieri sera erano circa una cinquantina, si sono ritrovati sperando di incontrare il primo cittadino Marco Schiesaro, ma il nuovo faccia a faccia non c'è stato. Intanto storie dei multati continuano a crescere, così come aumenta la rabbia perché molti sono lavoratori che rischiano ora di perdere tutti i punti della patente. A quelle 3 che ho pagato mi sono fatta decurtare 9 punti e gli altri 21 mi servirebbero per andare a lavorare, perché 9 più 21 fa 30 e mi tolgono la patente, ma io devo andare a lavorare per vivere e pagare le multe. Fino adesso 8 multe ho pagato. Per un importo di? 1.400 euro. Quanto prendi di stipendio al mese? 1.400 euro, un stipendio base, insomma. Quindi tutto il tuo stipendio è in multe? Il stipendio pagato più anticipato 1.500 euro per pagare le multe. Questo mese di agosto ne ho preso una busta paga, guarda, 94 euro di netto. Dopo la pausa estiva sono riprese le notifiche delle multe, quelle che vanno dai primi giorni di luglio al 9 agosto, data in cui i Velox sono stati vandalizzati. Mio figlio ne ha preso 3. Una è arrivata questa mattina che domani deve andare. Ne ha pagato 2, che lui abita a Campodarsio, però non è giusto a mettere a 50 all'ora che tu corri a 52 e ti metti la multa. Per necessità familiare devo passare anche 6 volte al giorno in quella strada e non mi sono assolutamente resa conto che c'era un autovelox, perché io ho sempre saputo che deve essere dichiarato, ben visibile. Io ne ho presi 2, una andando in ospedale perché doveva essere operata alle 6 di mattina, mi hanno dato la multa maggiorata. Poi dopo alcuni giorni, quando sono ritornato, perché mi hanno operato agli occhi, mi hanno dato un'altra multa alle 10:30 di mattina. Ora i multati attendono l'incontro che ci sarà mercoledì mattina con il prefetto, un incontro richiesto dai consiglieri comunali di minoranza. Dalle proteste, dai presidi, dai sit-in alle belle notizie, ai complimenti, sono quelli del sindaco di Dolo ai ragazzi, ai giovanissimi che hanno salvato 2 sere fa un anziano che stava annegando nel Brenta a Dolo. Il racconto di Ilaria Marchiori. È accaduto tutto in pochi minuti. L'anziano di circa 70 anni stava camminando. Qualcuno riferisce anche di averlo visto barcollare quando ad un certo punto ha perso l'equilibrio. È caduto proprio qui battendo la testa e cadendo in acqua. A quel punto i 2 ragazzi di 17 e 16 anni, Marco e Nicolò, che stavano aspettando qui l'autobus per ritornare a casa da scuola, qui nella zona dello Squero a Dolo, non hanno esitato un attimo e si sono immediatamente tuffati perché hanno visto l'uomo galleggiare in acqua. A quel punto l'hanno riportato su, mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi. Infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Naturalmente è arrivato immediatamente anche il plauso del sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, che nei prossimi giorni darà proprio un riconoscimento a questi 2 ragazzi. Ma sentiamo le sue parole in questa intervista. Marco e Nicolò sono stati protagonisti di un evento eccezionale, straordinario. Salvare una vita di una persona fragile è stata un'impresa eroica. Li inviterò quindi nel prossimo Consiglio Comunale per dare a loro un segno di gratitudine e soprattutto di ammirazione, affinché questo sia un modello di riferimento per tanti altri giovani della Riviera del Brenta. Dai ragazzi eroi ai ragazzi invece problematici che spesso creano problemi di sicurezza a Treviso, è un tema importante, ne aveva parlato
l'8 settembre a Treviso il ministro Nordio, e proprio oggi, questa mattina, il ministro Nordio ha incontrato il sindaco Mario Conte per parlare di sicurezza, ma ha detto tante altre cose e ha parlato anche di tanti temi. Ci racconta tutto il nostro Christian Alboit in diretta, che ha seguito questa mattinata particolare. Ti trovi peraltro in un punto non indifferente, insomma, di Treviso, un punto particolare, vero? Buongiorno. Assolutamente Nicola, buongiorno anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in piazza Borsa, uno dei punti caldi della città. Quante volte abbiamo raccontato fatti di cronaca proprio da questo posto. Il tema è quello delle baby gang, del disagio giovanile, comunque della violenza tra i giovani. Ne hanno parlato questa mattina, non solo di questo in realtà, Carlo Nordio, il guardasigilli trevigiano, e il sindaco di Treviso Mario Conte. Questa sarà una giornata di controlli serrati, soprattutto in questo quadrante, perché è il primo sabato dopo il ritorno a scuola. Prima però di farti sentire Carlo Nordio ai nostri microfoni e il sindaco Conte, ci avviciniamo a un ragazzo. 30 secondi, abbassiamo la telecamera, grazie Francesca Pezzo. Un ragazzo che nei giorni scorsi ha assistito a una violenta rissa, non in questa zona ma in un locale della città. Che cosa hai visto? Allora, appunto, eravamo in questa discoteca e c'è stata una discussione apparentemente normale, che poi è degenerata appunto sostanzialmente a caso, diciamo, possiamo dire. Infatti sono arrivate due persone che non c'entravano nulla e hanno iniziato a picchiarsi, a tirarsi. Ecco, calci, pugni, insomma, sono volate parole grosse, immagino. Esatto. Ecco, poi è intervenuta la security. Sì, poi sono intervenuti immediatamente i bodyguard, erano lì, hanno visto comunque che gli animi, diciamo, che erano caldi. Ma c'è un po' di violenza, c'è violenza tra i giovani, c'è questa voglia di menare? Sì, secondo me è una cosa che appunto c'è adesso, ma che comunque c'è sempre stata, anche negli anni scorsi, nelle scorse generazioni. Ecco, io ti ringrazio, ringraziamo questo ragazzo. Adesso con alcuni amici devo andare a prendere il pullman. Grazie ragazzi. Ecco, era importante partire da questa testimonianza, ed è una tra le tante che stiamo raccogliendo con Francesca Pezzo, Nicola, perché questo è il tema. Magari non sarà un allarme sicurezza totale, ma c'è un problema di violenza. Allora facciamo così, io ti faccio sentire le parole pronunciate da Carlo Nordio, che è partito proprio dal fenomeno delle baby gang ed è tornato sulle sue affermazioni della scorsa settimana riguardanti il decreto Caivano e il decreto baby gang. Quindi dice: lo rivendico, ma allo stesso tempo Treviso non è Caivano, Treviso non è il Bronx, serve repressione e serve prevenzione. E poi Carlo Nordio, che ha affrontato tantissimi altri temi di attualità, anche il tema dell'omicidio stradale, e dice delle cose molto importanti. Sentite Nordio. Siamo con il ministro Carlo Nordio, guardasigilli, ministro alla giustizia. Ministro, partiamo dalla questione baby gang. Lei ci teneva a precisare alcune cose. Sì, ci tenevo a precisare che la rappresentazione che è stata data su alcuni giornali di un presunto disaccordo tra me e il sindaco, e di cui ho avuto notizia soltanto l'altro ieri, perché da Roma queste cose non le ho sapute, era puramente campata in aria, perché non c'è mai stato non solo dissenso, ma un'assoluta complementarietà di visioni. Questa complementarietà significa una visione preventiva, cioè di educazione e di rispetto verso i valori della civiltà, che condividiamo in pieno ovviamente con Mario Conte, e che devono essere alla base dell'educazione di questi ragazzi. Però laddove l'elemento preventivo non funziona, allora occorre intervenire con il bisturi, cioè con la repressione, con la legge penale. Però anche nel decreto che noi abbiamo approvato, più che sulla repressione si punta sulla prevenzione, quindi sull'ammonimento e soprattutto sulla prevenzione e l'educazione nei confronti dei genitori, perché molti di questi comportamenti derivano dal fatto che in famiglia non vi sono stati gli elementi
diciamo, educativi adeguati per formare dei ragazzi al rispetto della legalità. E in conclusione, come ho detto, Treviso è una città dove io sono nato, vivo, ritorno appena posso dagli impegni romani, come si vede anche oggi e come vedete praticamente tutte le settimane. È la città, secondo me, la più bella del mondo, dove si vive meglio che in ogni altra, molto bene amministrata, e quindi qualche episodio di disordine, che tra l'altro c'è sempre stato negli anni, ho detto prima, pensavo agli anni 60, 70, 80 con le contestazioni, è fisiologico nelle democrazie, ma non per questo bisogna essere estremamente allarmisti. Il decreto che noi abbiamo adottato derivava invece da situazioni davvero drammatiche di altre città e di altre zone, soprattutto del meridione, dove come sapete la legalità è stata molto spesso calpestata. Quindi la situazione a Treviso, diciamo, è sotto controllo. Ma per l'amor di Dio, Treviso, ripeto, una rondine non fa primavera. Certo, ci sono state delle manifestazioni di disordine e anche di turbolenza, è giusto che vengano represse, che vengano controllate, ma non per questo bisogna gridare al lupo al lupo. Allora Ministro, 3 flash velocissimi. Onichini, la grazia Onichini non è stata concessa, ovviamente. No, anche questo è un argomento sul quale non posso rispondere. Omicidio stradale, anche in questa nottata c'è stato un incidente mortale nella Marca, si è ritornati a parlare di omicidio stradale dopo il caso Seno, il patteggiamento a 3 anni e mezzo. Si può fare qualcosa, si può circoscrivere la fattispecie? Questa è... Le pene sull'omicidio stradale sono già state aumentate a suo tempo in misura anche corposa e come immaginavamo non ha funzionato. Io all'epoca non ero certo al governo, ma ho scritto come giornalista che non sarebbero state sufficienti. Lì davvero serve soltanto l'educazione e la prevenzione intesa come controllo del territorio, cioè come erogazione delle sanzioni amministrative. Ecco, secondo me in questi casi bisognerebbe davvero intervenire con la mano pesante, soprattutto per quanto riguarda la velocità, perché è la velocità che è alla base del 90% degli incidenti. Certo c'è la disattenzione, i telefonini, l'ubriachezza, ma soprattutto è la velocità, e secondo me quando una persona viene colta a correre a 120 all'ora dove il limite è di 50, bisogna sequestrare la vettura, ritirare la patente per 10 anni e erogare una sanzione che sia educativa anche per gli altri. E questo vale anche per gli incidenti sul lavoro. Anche qui questa settimana è stata una settimana nera e c'è chi chiede anche la fattispecie di omicidio. Gli incidenti del lavoro invece, questa ovviamente non è in gran parte la mia materia, però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali, effettivamente sugli incidenti del lavoro stiamo lavorando, perché la situazione è intollerabile, come ha detto il Presidente Mattarella, cioè siamo veramente davanti a un vulnus a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili, e lì interverremo. Ministro, legge di bilancio, soldi per la giustizia, ce ne saranno, e ce ne saranno in particolare per Treviso, per la questione del personale? Guardi, noi per il personale, soprattutto del Veneto, come già sapete, abbiamo fatto questa convenzione con la Regione, per cui sono già arrivati 58 unità che erano impensabili fino a poco tempo fa. Stiamo facendo di tutto, io lo seguo personalmente anche per ragioni, come è giusto che sia, di favorire il territorio elettorale. Questo fa parte della logica democratica e della logica appunto delle elezioni. Naturalmente queste risorse anche qui vanno, quelle poche che ci sono, vanno distribuite in modo equo. Però per Treviso noi abbiamo già fatto molto anche con la polizia penitenziaria, aumentando, sono arrivate proprio di recente più di 20 unità che sono state quasi un soffio di vita per il carcere, che era in grande sofferenza. Purtroppo in linea generale le risorse sono quelle che sono e addirittura si profilano ulteriori tagli di bilancio. Noi ci batteremo affinché quello della giustizia, che è già ridotto all'osso, non venga ulteriormente limato. Riforma dell'abuso d'ufficio, qui c'è Mario Conte che si batte proprio per questo. La riforma dell'abuso d'ufficio adesso è all'esame della Commissione del Senato, sta andando avanti bene, non ci sono ostacoli ovviamente da parte della maggioranza. Sappiamo che anche l'opposizione in gran parte sotto banco è assolutamente d'accordo con noi, soprattutto i sindaci anche appartenenti ad altri partiti. Io credo che arriveremo entro breve tempo all'abrogazione di questo reato,
che a questo sì darà un grosso impulso anche all'economia, perché accelererà le procedure amministrative che oggi sono rallentate soprattutto da questa paura della firma. Ultima domanda davvero, migranti. Salvini ha annunciato una stretta, questo blocco navale o comunque la marina militare ai confini del Nord Africa, è un'ipotesi fattibile? Queste sono problematiche così ampie che vanno discusse nei luoghi opportuni. In Italia, nel Consiglio, al quale tra l'altro ovviamente partecipa di diritto il Ministro della Giustizia, cioè il sottoscritto, il preconsiglio che faremo lunedì mattina sulla sicurezza, ma soprattutto vanno discusse in termini europei, ripeto. Non è pensabile che l'Italia sia lasciata sola nella gestione di questo fenomeno e finalmente se ne stanno rendendo conto anche gli altri. L'espressione di Macron ieri che ha detto appunto una cosa, questa stessa espressione e quella della von der Leyen che verrà a Lampedusa sono dei buoni sintomi che l'Europa finalmente si occuperà di questo. Sarà il tema delle elezioni europee. Questo è il tema principale. Ecco, avete sentito, i temi sul tavolo dell'esecutivo sono tantissimi. Carlo Nordio ha dato anche delle anticipazioni riguardo al Consiglio dei Ministri di lunedì, poi appunto molto importanti le dichiarazioni in materia di omicidio stradale e anche di omicidio sul lavoro, questa fattispecie che qualcuno vorrebbe introdurre nell'ordinamento. Insomma, siamo in una settimana difficile, vi stiamo raccontando l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca trevigiana nei giorni scorsi, di incidente sul lavoro a Ponte a San Polo di Piave. Ma noi rimaniamo qua con Francesca Pezzo in Piazza Borsa. In realtà qua ci stiamo avvicinando a via Fiumicelli, questa è una delle zone più calde, la zona del PAM. Quante volte vi abbiamo raccontato di fatti di cronaca che proprio si registrano in questi luoghi, soprattutto il sabato pomeriggio. Per questo oggi ci saranno controlli serratissimi da parte di tutte le forze dell'ordine. Come sapete c'è di fatto una stazione mobile, ci sono gli uomini della polizia locale, nel pomeriggio ci aggiorneremo anche con il comandante Andrea Gallo, i carabinieri e le volanti tutti sono mobilitati per evitare che si registri qualcosa di spiacevole. Ti posso già anticipare, Nicola, che questa sera nel corso del telegiornale sentirete anche altre testimonianze, ragazze che hanno assistito agli arresti dei giorni scorsi e che vi abbiamo raccontato. Insomma, questo è il quadro e da qui ripartiamo con le dichiarazioni del sindaco Mario Conte. Mario Conte che oggi pomeriggio, così ha detto ai nostri microfoni, sarà nuovamente in Piazza Borsa per controllare personalmente l'evoluzione della situazione. Con le parole di Mario Conte, Nicola, ti saluto anche da parte di Francesca Pezzo e ti restituiamo la linea. Siamo con Mario Conte, sindaco di Treviso, questa mattina l'incontro con il guardasigilli Carlo Nordio, sul tavolo la questione delle baby gang, il decreto Caivano. Ecco, che cosa vi siete detti, sindaco? In realtà ci siamo incontrati per il nostro aperitivo del sabato. Lo facevamo spesso quando il ministro non era ministro e continuiamo a farlo oggi che è ministro. Abbiamo anche colto l'occasione per chiarire alcune situazioni che erano state mal interpretate in modo particolare da un quotidiano cittadino, dove ci aveva messo in contrapposizione tra coloro che vogliono agire attraverso la repressione e coloro che vogliono prevenire. In realtà l'amministrazione comunale unitamente col Ministero viaggiano sullo stesso binario, bisogna agire prevenendo certe situazioni e laddove invece queste situazioni sfuggono dal controllo e si manifestano bisogna ovviamente reprimere con ulteriori strumenti che grazie a questo decreto legge Caivano è stato dato nelle possibilità dei sindaci e delle questure. Quindi io ringrazio il ministro Nordio per aver chiarito questa situazione, lo ringrazio perché non c'è stato mai nessun momento di conflitto o di tensione tra i due, anzi abbiamo sempre lavorato bene insieme e continueremo a farlo
sia sul tema delle politiche giovanili, sia sul tema dell'abuso d'ufficio, con il quale abbiamo creato un percorso, un corridoio privilegiato dove attraverso ANCI siamo riusciti a creare una proposta di legge certamente interessante per i sindaci. E di questo ha parlato anche il Ministro. Resta il fatto però che oggi è sabato, è il primo sabato da quando sono iniziate le scuole, quindi immagino che l'attenzione sul quadrante, quello un po' più caldo della città, sia massima da questo punto di vista. Sì, ma guardate, io l'ho detto chiaramente anche in Consiglio Comunale, qui nessuno vuole nascondere la sabbia sotto il tappeto o mettere la testa sotto la sabbia. Il tema dei giovani è un tema che va affrontato con responsabilità ma anche con obiettività, cioè nel senso, laddove si manifestano dei problemi noi dobbiamo agire per garantire i cittadini, per garantire i commercianti, per garantire tutte le persone per bene che vogliono vivere la città. E quindi se ci sono delle situazioni di pericolo, di maleducazione o addirittura dove ci sono dei reati, bisogna agire attraverso le forze dell'ordine. Però non mi piace l'idea che venga enfatizzata questa situazione per motivi politici, per fare una battaglia contro il sindaco, contro la Lega. Quindi l'appello che faccio a tutte le forze politiche, a tutti i protagonisti della città, è quello di essere responsabili. Lo dico al sindaco, a me stesso, lo dico alle forze politiche che mi sostengono, lo dico all'opposizione e lo dico anche ai genitori di questi ragazzi, perché mi piacerebbe vedere oggi tanti genitori che vengono in città per verificare se tra questi ragazzi un po' maleducati e un po' arroganti magari c'è suo figlio, perché diamo tutti per scontato che il mio figlio queste cose non le fa. Ecco, cominciamo a essere meno certi di questa cosa e a verificare che il comportamento dei propri figli sia quello corretto. Lei oggi pomeriggio, sindaco, farà un giro in Piazza Borsa, lo fa spesso, il sabato? Ma io in realtà ormai è da 4-5 mesi che il sabato pomeriggio lo passo in Piazza Borsa e ci tengo a sottolineare che è vero, a volte capita che ci siano un centinaio di ragazzi così un po' vivaci, un po' maleducati, arroganti e a volte compiono anche dei gesti che sicuramente non vanno bene e vanno condannati. Però mi piace anche pensare che oggi pomeriggio, mentre io sarò in Piazza Borsa, nei campi da calcio, nelle palestre, nei teatri, nelle associazioni di volontariato, ci sono 10 volte tanti ragazzi impegnati a fare del bene. Ecco, i ragazzi per bene sono molti di più dei ragazzi annoiati. Sindaco, grazie mille, domani lei a Pontida, no? Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi dice... Io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. Quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Così anche Mario Conte, che quindi sarà sul Pratone a Pontida, non sul palco. Vedremo se per questo sarà chiamato da Salvini il giorno dopo, non crediamo. Pubblicità, poi andiamo a Bassano. Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a parlare della tragedia della cantina di San Polo di Piave, della morte del 46enne di Bassano Marco Bettollini, la inchiesta aperta e una telecamera che ha ripreso i momenti della tragedia. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'azienda vitivinicola Cadiraio riprendono proprio la zona dove è avvenuta la tragedia. Immagini già acquisite dagli inquirenti. In quei frame gli istanti drammatici quando Marco Bettollini, 46 anni, entra nell'autoclave nel disperato tentativo di salvare l'amico e collega Alberto Pin, di 31 anni. Le indagini degli uomini dello Spisal e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire il gravissimo infortunio sul lavoro. La cisterna è stata posta sotto sequestro. E si sta cercando di approfondire il perché queste due persone sono entrate nell'autoclave. Dalle prime informazioni che arrivano dalla polizia giudiziaria, in quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Presto ancora per parlare di indagati, spiega il procuratore, che poi aggiunge.
Indubbiamente per l'autopsia e per altri eventuali accertamenti verranno date le garanzie, gli avvisi previsti dalla legge a chi si trovava in posizione di dover garantire la sicurezza dei posti di lavoro. Questo non significa che questi soggetti siano responsabili, perché chiaramente ove dovesse dimostrarsi che c'è stata un'iniziativa assolutamente imprevedibile da parte delle vittime, il discorso scagiona i datori di lavoro e la catena. Ove invece si dovesse dimostrare che c'è una responsabilità da parte di chi aveva la direzione, le posizioni di controllo nell'azienda per questa attività pericolosa, allora si procederà di conseguenza. Perché si trovavano lì? Una domanda a cui si dovrà dare una risposta e che potrà chiarire il motivo che ha spinto Alberto ad entrare nell'autoclave. Le indagini sono solo all'inizio, fanno sapere dalla procura, mancano tasselli importanti per chiarire la dinamica della tragedia. E la piccola frazione di Bassano del Grappa, Campese, che è sotto shock. C'è una comunità nel dolore per Marco Bettolini, che viveva da 10 anni con sua moglie Laura proprio a Campese. Il coro unanime è lo stesso: Marco è stato un eroe. Tutti quanti gli volevamo tanto bene e il suo gesto rappresenta, anche senza parole, chi era quella persona lì. Un eroe? Un eroe, sì. Lo vuole ricordare come un eroe Marco, la comunità di Campese. Tutti conoscevano in paese l'enologo 46enne che da 10 anni viveva con la moglie Laura in piazza Folengo, nel centro della piccola frazione bassanese. Un sorriso, un saluto, una chiacchiera alla Dominical Bar con un immancabile bicchiere di vino, da sempre, oltre che il suo lavoro, la sua più grande passione. Partiva presto al mattino e tornava tardi la sera. Vi siete salutati? Sempre, sempre, sempre con il sorriso, sempre con una parola buona, sia lui che la moglie. Io penso che la coppia perfetta poteva essere incardinata da quei due ragazzi lì. Una coppia da tutti definita perfetta, quella di Marco e Laura, da cui a breve si sarebbero dovuti trasferire a Roma, ricominciando una nuova vita più vicina agli affetti familiari della moglie. La casa di piazza Folengo, infatti, sarebbe già stata messa in vendita, un nuovo capitolo però già scritto da un triste epilogo. Ieri sera è stata per tutti una cosa spaventosa, non ci credevamo. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? In settimana vengo tutti i mattini a prendere il caffè o il pomeriggio e lui veniva avanti e indietro. Le dico, una persona che era bello conoscere, quelle belle dentro. Il ricordo commosso della comunità dalla tragedia di San Polo che ha investito la piccola frazione di Campese a Bassano del Grappa. Andiamo in città, proprio in centro, nel luogo simbolo della città, che però ha diverse problematiche. È vero, Alex? Buongiorno, Alex Giuliano. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene sì, con le immagini di Alessandro Costacurta ci troviamo sul Ponte Vecchio, monumento nazionale, simbolo della città. Ebbene inizierei così, parafrasando il titolo di un celebre film, dal Canada non con furore ma con delusione. Perché? Perché un cittadino canadese ci ha scritto questa mattina dicendo: sono venuto a visitare Bassano del Grappa e me ne torno in Canada con un rammarico, con il dispiacere di vedere il Ponte Vecchio invaso di ragnatele, oggetto di atti vandalici, di degrado. Vedete, questa, lo metto in favore di telecamera, è la mail, il corpo della mail con le immagini che ci ha mandato questo cittadino canadese, e chiede a noi di sensibilizzare ulteriormente non l'opinione pubblica, perché i bassanesi e i veneti insomma hanno a cuore il benessere di questo ponte, ma di sensibilizzare le istituzioni nel fare qualcosa di concreto. Ora riassumo brevemente questi ultimi mesi di degrado sul ponte, perché oltre agli atti vandalici noi questa mattina abbiamo intercettato il vice sindaco di Bassano, Andrea Zonta, che ci ha dato un'anticipazione: verranno installate nuove telecamere di sorveglianza proprio per non far scappare nessuno dalle proprie responsabilità. Quindi a breve il ponte verrà reso ancora più sicuro e controllato in tutti i suoi aspetti, ma il vero problema è la manutenzione di questo
monumento. In tantissimi ci scrivono, e ne approfittiamo proprio per rispondere ai nostri telespettatori, chiedendo come mai gli alpini o altre associazioni di volontariato non si impegnino nel pulire il ponte. C'è una questione legata proprio alla sovrintendenza, ma soprattutto una questione assicurativa, perché pulire le campate del Ponte Vecchio è un'operazione pericolosa, è un'operazione anche molto dispendiosa dal punto di vista non solo fisico ma anche organizzativo, perché il ponte deve essere chiuso, si solleva tanta polvere, insomma è competenza dell'amministrazione comunale, è competenza delle ditte specializzate, e da Bassano non c'è più sul ponte il coro degli alpini, ma il coro dei cittadini che chiedono urgentemente di porre rimedio a questo che un tempo era un biglietto da visita della città, ma adesso diventa oggetto di scherno. Sono tantissimi, anche questa mattina noi siamo qui proprio a raccogliere la voce dei turisti e dei passanti che si facevano selfie, si facevano foto insieme alle ragnatele. Addirittura abbiamo catturato un turista che si è fatto passeggiare da un ragno, insomma, sopra il palmo della mano, e ha ironizzato dicendo spero di non diventare come Spider-Man e di non contribuire anch'io a spruzzare ragnatele sul ponte. Insomma, un umorismo che ha un retrogusto amaro per una città che a gran voce chiede rispetto per il Ponte Vecchio. Grazie ad Alex Giuliano dal Ponte Vecchio di Bassano. Insomma, questa cattiva abitudine, insomma, che c'è, che colpisce il simbolo di Bassano del Grappa. Adesso invece la politica, siamo ormai a ridosso di Pontida, e su Pontida lo spettro di questo diktat per chi non ci sarà, e molti ci stanno ripensando, anche degli esponenti anche importanti della Lega, che in questi giorni sembravano voler dire non ci saremo. Intanto, qual è il clima che si respira prima di Pontida? Ce lo racconta Christian Arboit. Anch'io andrò a dare il via a camminare per la vita, e poi partirò in macchina per andare a Pontida, dove usciremo con nuove idee, con nuove proposte. È sempre un momento di confronto, di incontro, dove l'obiettivo è quello di rafforzarsi. Ovvio che se ci sono dei mal di pancia devono essere affrontati. Io sarò presente a Pontida, spero che comunque Salvini mi chiami lo stesso. Si concede una battuta Mario Conte quando mancano ormai poche ore al raduno leghista per eccellenza, quella Pontida su cui aleggia il diktat di Salvini pronunciato a tavola con alcuni parlamentari leghisti. Inaccettabile che figure istituzionali siano assenti sul pratone. Lunedì chiamerò personalmente chi non si presenta. Le parole del leader, che nel Veneto, percorso da 1000 tensioni, hanno un loro peso specifico. Questo non lo so cosa voglia dire. Io credo che voglia fare, come dicevo prima, un richiamo al fatto che comunque avere un ruolo apicale, avere un ruolo dirigenziale all'interno della Lega ha comunque anche dei doveri. Comporta dei doveri soprattutto nei confronti dei militanti, e visto che Pontida è la festa dei militanti, credo sia giusto che tutti noi si sia presenti e si porti proprio rispetto nei confronti di quella che è la nostra base. E c'è chi giura che le parole di Salvini siano indirizzate tra gli altri a Federico Caner, l'assessore regionale che, se da un lato ha smentito il suo passaggio in Forza Italia, dall'altro non sta lesinando critiche alla gestione salviniana. La sua stessa presenza a Pontida è in bilico, ma non c'è solo Caner. Nel vortice restano i colleghi in giunta, Bottacin e Bulldog Marcato. Io voglio sperare che questi amici rimangano in Lega, che vadano a smentire con le loro azioni quelli che sono questi articoli, perché la Lega ha bisogno di loro. Quanto ai temi, il nodo migranti resta quello prioritario, con Salvini che ha annunciato una nuova linea dura con l'intervento, se necessario, della Marina Militare a bloccare i flussi. Molto più prudente Mario Conte. Quando si parla di blocco navale è una provocazione forte per dire dobbiamo mettere la parola fine a questi sbarchi, però mi rifiuto di pensare che Salvini voglia barattare gli sbarchi con il rischio di morte di queste persone. Lo conosco personalmente, lui questa sensibilità ce l'ha nei confronti degli immigrati, quindi voglio dire, io sono dell'idea che noi dobbiamo investire, perché queste persone fondamentalmente reclamano un futuro e noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché il loro futuro sia nei loro paesi. Un altro brevissimo istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Di nuovo in diretta, ripartiamo da Vicenza con il sit-in degli studenti e delle associazioni davanti all'ex tribunale. I giovani vicentini chiedono all'amministrazione di Giacomo Possamai di terminare il progetto di riqualificazione che prevede una biblioteca bertoliana con spazi nuovi, moderni e multimediali. Epicentro, l'ex tribunale. L'ultimo terremoto politico di Vicenza si scatena in uno dei coni d'ombra della città del Palladio. Luci spente, c'è aria di abbandono. Quelle che un tempo erano le aule del Palazzo di Giustizia oggi sono trasformate in archivio del nuovo tribunale, quello di Borgo Berga. Eppure c'è un progetto, c'è una prospettiva, c'è un'idea: trasformare questo palazzo nella nuovissima e modernissima biblioteca bertoliana, uno spazio giovane, all'avanguardia, che possa restituire luce e vita a questo angolo del centro storico. Ed è proprio qui, davanti all'ex tribunale, che oggi si riuniscono tanti giovani vicentini per un sit-in, parola d'ordine: più coraggio per una Vicenza a misura di studente. Bisogna realizzare quanto prima la nuova biblioteca. Il vantaggio per la mia scuola potrebbe essere l'avere una sede molto vicina al centro storico, quindi vicina proprio alla sede della nostra scuola, del nostro liceo, e la possibilità comunque di interfacciarci con altre realtà come quella universitaria e quella degli altri licei come il liceo Lioi e il liceo Quadri o il liceo Pigafetta. Io sono studente dell'Università di Vicenza qui, sono iscritto all'Università di Padova, e la disponibilità di una nuova sede di una biblioteca è necessaria perché gli spazi sono sempre minori, l'università cresce, ma gli spazi non stanno seguendo l'aumento di persone dell'università. Un ritorno al passato con questa struttura così grande lasciata a se stessa, significa ovviamente un grave danno per la città, per il suo futuro e per i suoi giovani. Il progetto di riqualifica dell'ex tribunale è già avviato dall'ex amministrazione di centrodestra. Negli ultimi anni, mentre veniva organizzata la relazione sismica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica con interventi di adeguamento per ottenere i livelli di sicurezza, era stato anche avviato il confronto col Ministero della Giustizia per liberare gli spazi dai mobili, dai fascicoli, dai rifiuti, con spese a carico dello Stato. I fondi per la realizzazione della nuova bertoliana pesano sul bilancio triennale di previsione dal 2023 al 2025 per 10 milioni di euro. Tutto avviato dunque, ora però bisogna trovare altre risorse per concludere e la parola passa alla nuova giunta di centrosinistra. Noi oggi lanciamo un messaggio chiaro, forte. Questo è un obiettivo per il quale ci vuole coraggio. Se non ci sono tutte le risorse in questo momento per partire, la politica non è incaponirsi sui rilievi tecnici per cui non si può. La politica è l'arte del possibile. Chi governa deve attivarsi a creare finanziamenti diversificati, cofinanziamenti, a trovare le risorse per portare a casa quello che è un obiettivo per tutti, per i giovani ma non solo per i giovani. Chiudiamo parlando di Papa Pio X, mentre si stanno ultimando i preparativi a Riese per il ritorno a casa del corpo di Pio X previsto per il 7 ottobre che noi seguiremo. In municipio si è tenuta una serata dedicata alla figura di Papa Sarto, in particolare legata al fenomeno della nostra emigrazione di fine Ottocento. E a sorpresa si scopre che il Papa veneto viene citato anche nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. È un Papa che non ti aspetti, quello che sta emergendo negli incontri di Riese in preparazione al ritorno del corpo di Pio X nel suo paese natale. E anche ieri sera in municipio il Giuseppe Sarto, testimoniato dalla storia, è ben diverso da quello che è stato descritto finora. Così si scopre che il Papa veneto viene appellato come il turco, niente meno che dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L'espressione il turco è detto proprio nel senso è un Papa talmente innovatore che rischia di andare anche oltre, nel senso della diminuzione delle feste di precetto, un Papa pratico e un Papa operativo. Altro che restauratore immobile ed ininfluente della Chiesa tra la breccia di Porta Pia e i patti lateranensi. Pio X, sin dall'inizio del suo pontificato, procurò delle scosse salutari nella dottrina della fede con la sana praticità della gente veneta, che peraltro aveva già applicato quando da vescovo di Mantova aveva già intuito nelle prime timide partenze cosa sarebbe stato il dramma dell'emigrazione italiana di fine Ottocento. Ecco perché le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale hanno deciso di dedicare al Papa trevigiano la stazione di Mantova. Il 5 novembre ci sarà questa intitolazione per ricordare un vescovo che nel 1887 ha pubblicato uno dei primi documenti sull'emigrazione, una lettera pastorale che si interessava
a questo problema, a questo fenomeno. Il vescovo di Chiandava Catar Fortuna, oggi patrono dei trevisani nel mondo, grazie allo spunto di un emigrante della sua terra. È arrivata da Benny Monico, questo è il suo nome, partito da Riese e è andato a Guelph. Ha fatto la proposta al consiglio direttivo, questo ancora nel 1985, il direttivo l'ha approvata e da allora nello statuto della Trevisani c'è un articolo che dice in maniera specifica che Pio X è il patrono dell'associazione. Storie forse di ieri, ma che devono farci riflettere anche oggi. Basta infatti solo leggere questo titolo e guarda caso pensare a Lampedusa oggi, scoprendo poi che in realtà appartiene ad un articolo della Gazzetta di Mantova del 1877. Anche per questo noi riteniamo, valutiamo la figura di Pio X molto contemporanea, anche se parliamo di contesti storici completamente diversi, alcuni problemi come sono i famosi cicli storici che ritornano di Giambattista Vico, tornano anche adesso, sono più attuali che mai. È davvero così. Adesso il telegiornale è finito, vi lascio alla programmazione, grazie per averci seguito, arrivederci.